Grande atletica senza barriere a Cassola il prossimo fine settimana, con la partecipazione di ospiti d'eccezione. Si inizia sabato 10 settembre con la quarta edizione del Serenissima Parathletic Meeting, il cui programma affianca gare per normodotati, paralimpici e paralimpici intellettivi. Domenica 11 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica La bellezza dei nostri sogni, con scatti che ritraggono il mondo degli sport paralimpici, allestita allo Spazio Creta di Cassola. Al pomeriggio si torna allo stadio di San Giuseppe con il Mennea Dei Veneto. Il nostro comune è stato il primo del territorio che ha approvato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che ha favorito di molto anche l'approccio con gli atleti paralimpici che hanno cominciato a frequentare Cassola e a frequentare questi meeting molto importanti per noi. C'è bisogno di un cambiamento di mentalità. Sì, in questi anni fortunatamente sono cambiate tante cose, la cultura è davvero cresciuta rispetto alla cittadinanza, rispetto alle persone con una disabilità, ma c'è ancora molto da fare. Sono ancora troppe le persone con disabilità che per vari motivi non si avvicinano allo sport. Abbiamo constatato che i problemi maggiori li troviamo nella disabilità intellettiva e per avvicinare le persone con disabilità intellettiva allo sport dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo convincere le famiglie. Le famiglie hanno un grande ruolo su questo. Più eventi per una sola parola che racchiude passione, sacrificio, bellezza, forza, gioia, condivisione. Semplicemente sport.